Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Di nuovo la linea. Grazie Sveva, alle 18, 16 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato M con Pop Music 1979. Lorenzo, abbiamo un ospite di riguardo al telefono. Lo vuoi presentare tu? Anzi, oggi, dato che lo presento sempre io, lo presenterai tu, che sicuramente Benissimo. Lo fai con maggior convenevoli e anche con più eleganza. Vai. E allora abbiamo il piacere di ritrovare, gradito ospite come sempre, il vicepresidente del Senato, senatore Gianmarco Centinaio. Buonasera e ben trovato. Buonasera a voi. Senatore. Ciao Gianmarco. Ciao Lorenzo, ciao. Senatore, noi una ventina di minuti fa abbiamo letto un articolo che francamente, per quanto riguarda la questione Terre d'Oltrepo, ci ha lasciato un po' perplessi. C'è addirittura 107 soci che sfiduciano il consiglio d'amministrazione. Una riunione, scrive il Giorno, che è finita pure a male parole, insulti. Ma che sta succedendo? Beh, sta succedendo che da un po' di tempo a questa parte la cantina Terre d'Oltrepo sta vivendo un periodo non fortunato, nel senso che c'è una opposizione interna all'interno tra i soci conferitori alla cooperativa. E l'ultima riunione sono stati persino chiamati i carabinieri e ultimamente, notizia proprio come avete detto anche voi di pochi giorni fa, la richiesta con una mozione di sfiducia da parte di più di 100 soci. Quindi in questo momento quello che la politica può fare è osservare, perché poi stiamo parlando sempre di una cooperativa e di conseguenza è giusto che la politica ne rimanga fuori, però osservare con evidente preoccupazione. Io in più di un'occasione questa situazione l'ho già evidenziata nelle sedi opportune, in regione, ne abbiamo evidenziato al ministero competente, ci sono degli ispettori che sono stati mandati dal ministero per capire la situazione della cantina e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, sempre mantenendo l'indipendenza di questa entità che è la cantina sociale più importante della Lombardia, e quindi stiamo parlando a livello di volumi, e quindi stiamo parlando veramente di una struttura grossa. E poi fondamentalmente la struttura più importante anche dell'Oltrepo Pavese, quindi la politica non può non guardare con preoccupazione, soprattutto se, come sottoscritto, sei
particolarmente amante di questo territorio, e poi avendo fatto il ministro e sottosegretario con la delega al vino, l'attenzione è massima. Lorenzo. Infatti Gianmarco, sì, no, grazie Antonino. Tu, fra parentesi, negli ultimi tempi, possiamo spoilerarlo, hai anche, diciamo, unito la figura del produttore, quindi sei una persona che si immedesima molto anche nel lavoro della gente, quindi sei in prima linea e capisci anche molto bene cosa vuol dire fare vino, produrre vino. Fra parentesi, le cooperative hanno anche proprio un ruolo di unire dei territori, molte volte sono stati anche la salvaguardia, hanno anche veicolato, comunque hanno permesso dei momenti di transizione in cui magari il vino era veramente in difficoltà rispetto, diciamo, a poi gli anni d'oro. Adesso magari non siamo più negli anni d'oro, sono anche venti di burrasca in questo momento, però ci sono stati dei momenti difficili per il vino e le cooperative sociali sono state quelle che hanno dato magari un po' di risposte e sono riusciti a mantenere insieme dei territori. Te come pensi che si possa risolvere questa situazione e come ti auspichi, diciamo, da rappresentante del territorio possa finire, diciamo, ecco. Allora, guardate, non conoscendo bene i bilanci della cantina, della cooperativa, non voglio dire stupidaggini per evitare di creare da un lato malumore e dall'altro lato aspettative. Quello che so è che, essendo, come dicevi giustamente anche tu Lorenzo, essendo io anche un produttore, parlo con i colleghi, e i colleghi agricoltori che conferiscono a Terre d'Oltrepò, la cosa che stanno dicendo, e lo dicono anche pubblicamente, è che gli anticipi che di solito vengono erogati ai produttori da parte della cantina in questo momento non arrivano. In alcuni casi sono arrivati solamente 10 euro a chi ha conferito. Io sfido chiunque a rimanere qualsiasi azienda, anche agricola, a rimanere in piedi nel momento in cui ti conferiscono 10 euro e cosa fai? Dove vai? No? E quindi ci sono aziende che sono disperati ed è ovvio che poi nel momento in cui non paghi il dovuto, perché poi ci lamentiamo sempre, no? Noi siamo sempre quelli che si lamentano che le grandi aziende, soprattutto delle industrie di trasformazione, non pagano gli agricoltori, oppure il fatto che ci sia la concorrenza sleale. Ma se l'agricoltore non viene pagato il giusto, non riesce neanche a coprire le spese per produrre l'uva, è ovvio che questi alzano il dito e dicono o mi paghi o ti mando a casa, ed è normale. Oppure ci sono quelli che adesso vogliono uscire dalla cooperativa, che stanno dicendo non mi sento rappresentato, me ne vado. Ecco, c'è anche questa opzione e ci sono anche alcuni soci che stanno dicendo e stanno chiedendo di poter recedere appunto dalla partecipazione alla cooperativa. È una situazione grave e io continuo a dirlo, sono molto preoccupato, l'ho detto in più di un'occasione. Chi sta gestendo la cantina dice Gianmarco Centinaio è cattivo. No, Gianmarco Centinaio non è cattivo, Gianmarco Centinaio si preoccupa per i produttori e si preoccupa per il buon nome di questo territorio. Quella cantina ha l'onore e l'onere di portare il nome dell'Oltrepò Pavese e di conseguenza io sono sempre convinto che chi la gestisce debba essere orgoglioso e debba essere all'altezza soprattutto. Assolutamente, come darti torto. Una domanda però, Gianmarco, di ampio respiro, perché i temi agricoli sono tantissimi, quindi non ti sto a chiedere una cosa specifica. Abbiamo visto anche le polemiche su questo disegno di legge, decreto legge sulla caccia, però vorrei chiederti, insomma, tu come lo stai vivendo questo momento? Come la vedi il futuro dell'agricoltura in generale, anche a livello geopolitico, come si sta muovendo la Comunità Europea? La Comunità Europea sembra che apra un pochino al mondo agricolo, abbiamo visto gli ultimi documenti anche di febbraio dove vede anche l'agricoltura nel pescatore, cosa impensabile una volta, apre leggermente parlando di custodi del territorio, custodi del mare, custodi del territorio. Come la vedi? Io continuo a pensare, ormai sono anni che proprio con te Lorenzo ne parliamo e ci siamo sempre confrontati sull'importanza dell'agricoltura, da un lato perché grazie agli agricoltori, pescatori e gli allevatori non riusciamo a mangiare e quindi è il settore primario sotto tutti i punti di vista, quindi questo l'importanza è da dare e sicuramente sono sempre più convinto di questa cosa. Sono convinto anche, come hai detto giustamente, che gli agricoltori e i pescatori sono i custodi del territorio e questi territori sono sempre più fragili
anche a causa del cambiamento climatico e quindi è necessario, secondo me, che ci siano agricoltori sempre più consapevoli e che non abbandonino i terreni. Come vedo l'agricoltura? Sono preoccupato perché nella mia provincia, nella mia pianura padana, ma ho sentito anche in questo momento, sto sentendo anche in Puglia, sto sentendo in Sicilia, gli agricoltori abbandonano i terreni per mettere i pannelli solari. E quindi vuol dire che l'agricoltura non gli permette di vivere, e magari affittare il terreno per mettere dei pannelli solari magari gli permette di avere più reddito, e questa cosa mi preoccupa tantissimo, perché poi non si torna indietro. Qui continuano a dirci sì, vabbè, ma quando hanno finito poi i terreni tornano a essere agricoli. Una balla colossale. Da me in provincia di Pavia tanti terreni agricoli stanno diventando terreni dove vengono messe le logistiche. Sono appena passato in fianco a una logistica che ha mangiato non so quanti ettari di terreno, e quindi anche questa è un'altra cosa importante. E poi mi preoccupa la redditività degli agricoltori, vi invito ad andare a cercarlo, un articolo del Sole 24 Ore di dicembre dove parla dei fondi che vengono stanziati e quanti dei fondi che vengono stanziati arrivano direttamente agli agricoltori. Noi siamo quelli che pensano sempre, quando la politica dice abbiamo stanziato milioni di euro, bisogna vedere dove arrivano e come arrivano i soldi. Nel biennio 21-23 è stato il biennio che negli ultimi 20 anni, e quindi anzi 25 anni a questo punto, sono arrivati meno soldi agli agricoltori. Ne sono stati stanziati tanti, ma ne sono arrivati meno rispetto agli anni precedenti. E questo, sempre dall'articolo del Sole 24 Ore, dati del CREA, ente del Ministero dell'Agricoltura. Il problema qual è? È la burocrazia sempre più impellente, la burocrazia sempre più devastante sul settore agricolo, che non permette agli agricoltori di poter ottenere quello che è di diritto. Quindi la preoccupazione è Lorenzo, ho semplicemente toccato veramente pochi temi, perché poi dovremmo metterne tantissimi altri, ma questi temi sono quelli che in questo momento mi preoccupano maggiormente. Vi chiedo scusa, abbiamo una telefonata in attesa per il senatore. Pronto, chi è là? Sì, pronto, sono Manzoni. Ciao Manzoni, volevo parlare della questione dell'oltreconfarese e dei vini. Allora, secondo me l'oltreconfarese è particolarmente spiegato, nel senso che aveva, per esempio, la cantina sociale di Santa Maria la Versa, che era la seconda in Italia assieme, erano a Parimedico, assieme alla Ferrari di Trento. Sì, è vero. Che producono spumanti di qualità. Poi è andata in malore, è andato in fallimento, è stato rilevato da un altro che ha voluto fare disfare tutto quanto e è riuscito a farla rifallire la seconda volta. E quello lì è un'altra, proprio il senso della storia della provincia di Pavia. Io avevo uno che conoscevo perfettamente, che era il senatore Noè, quello che aveva fatto la legge Seveso, che aveva ereditato un terreno dove produceva un vino che si chiamava Santa Giulietta. Poi sono morti tutti i proprietari. Ecco, quel vino lì, Santa Giulietta, Castello di Santa Giulietta, è sparito anche quello. È proprio, una provincia sfigata. Basta, tutto qua, la considerazione. Saluto. Benissimo, grazie. Ciao, Un'ultima Manzoni. telefonata. Pronto, chi è là? Vai. Antonino, devo ancora collegarla, un attimo solo. Ah, ok, perfetto. Così sentiamo questo ascoltatore e poi tiriamo un po' le conclusioni di questa conversazione. Vediamo un po' se c'è. È caduta la linea. È caduta la linea. Aspetto che andiamo in chiusura, sono 18-28 minuti, anche per liberare il senatore Centinaio. No, per dirti, hai perfettamente Gianmarco, ritornare al ragionamento di prima, è proprio così. Il problema grande è che la grande paura, penso che venga fuori dalle tue parole, che burocrazia e bassa redditività
faccia stancare proprio il nostro tessuto imprenditoriale in generale, ma soprattutto quello agricolo, e quindi si opti per un guadagno magari minore, ma molto più facile, quello di affittare un terreno, avere meno responsabilità, non è problema delle gelate, non è problema Scusatemi della se vi grandi, non è interrompo, problema... l'ascoltatore è in linea. Pronto, chi sei? Vai. Buonasera, buon lavoro, saluto l'onorevole Centinaio, caro Antonino, l'aeroporto di Capodichino, che il quando è stato 15 giorni fa è venuto l'onorevole Salvini e ha detto che serve assolutamente l'aeroporto di Capodichino, in quanto però fa noi 12 stiamo milioni e parlando mezzo dell'Oltrepo Pavese, fratello. e decollato col turismo in Ne maniera parliamo un'altra pazzesca. volta. Ma Grazie, solamente che scusa. sta preso Chiudi, Sveva, per cortesia. Cioè, stiamo Va parlando dell'Oltrepo Pavese, passiamo all'aeroporto di Capodichino. Bene, 18-29 minuti. 29 Diciamo minuti. così, che se Dobbiamo... l'aeroporto di Capodichino ci serve per trasportare vini dell'Oltrepo Pavese, va bene anche quello. Non c'è problema. Grazie. Grazie Gianmarco, ringraziamo il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, per noi sempre un punto di riferimento per questa trasmissione, ma per tanti nel campo agricolo. Ti ringrazio Gianmarco e insomma alla prossima, grazie sempre di essere disponibile. Ti abbraccio forte, ciao. Grazie senatore, buonasera. Allora Lorenzo, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, che dire di più, grazie come sempre. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Lorenzo Viviani, al prossimo venerdì, ciao! Ciao, noi pausa e poi ci sentiamo Paolo Belli e Intanto Gira del 1993 e dopo torniamo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare un contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie cara Sveva, alle 18, 33 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo era Paolo Belli e Intanto Gira del 1993, che è stato anche la sigla del Giro d'Italia numero 77, quello del 94 che andava in onda sulle reti Mediaset.
Scusate, che ricordi veramente. Tra l'altro io ero uno dei pochi fessi che andava in bicicletta in un paese di alta collina, però ci andavo. E mi passavano accanto col motorino 50 e mi gridavano pedalare, perché ovviamente la stronzaggine non ha età. Pazienza. Va bene, allora bella gente, perché questo pezzo? Perché il Giro d'Italia è arrivato in Veneto e il Veneto è uno dei cuori pulsanti dell'industria che ruota attorno alla bicicletta. Ma di questo ne parleremo tra un po'. Adesso però, Sveva, se sei pronta, io direi di lanciare il Qui Parlamento con il senatore Gianluca Cantalamessa, che ho avuto il piacere di intervistare oggi pomeriggio. Parliamo di codice della strada e poi ci ritroviamo tra una decina di minuti. Sveva, quando sei pronta vai pure. Qui Parlamento. Allora, stasera io ho il piacere di ritrovare un ospite gradito, il senatore Gianluca Cantalamessa. Senatore, allora, nel corso di questi giorni stiamo vedendo già i primi effetti del nuovo codice della strada voluto da Matteo Salvini. Sono scesi gli incidenti, soprattutto per quanto riguarda i giovani, quelle che una volta erano chiamate le stragi del sabato sera. Cosa sta succedendo? Allora, innanzitutto buonasera a lei, grazie per l'invito, un saluto a chi ci segue da casa. Io sono stato contattato qualche mese fa da 3 genitori che hanno perso a Napoli 3 figli appena maggiorenni in un incidente d'auto facendo un volo di oltre 150 metri con la macchina. E perché avevano apprezzato la volontà del ministro Salvini di aumentare i controlli con il nuovo codice della strada. Ci siamo incontrati e mi hanno detto che, tra altre cose, sono i dati a parlare su questo, poi apro una parentesi dopo, si poteva fare qualcosa di più e si potrebbe fare qualcosa di più per migliorare la consapevolezza dei ragazzi neopatentati. Avevano apprezzato molto il codice della strada perché i dati già si iniziano a vedere, dei 4 mesi dal 14 dicembre al 14 aprile abbiamo un calo, diciamo, dei decessi per incidenti stradali del 20%, sono 61 e morti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e sono tante, 61 vite in più, e circa 1200 feriti in meno, quindi sicuramente i dati ci fanno ben pensare. Il punto che loro hanno posto è stato quello che punto che qualsiasi genitore che ci segue da casa dei ragazzi adolescenti apprezzerà e condividerà. I ragazzi fanno 4-5 lezioni presso le scuole guida e poi iniziano a guidare, quindi che consapevolezza ha un ragazzo neopatentato dopo 4-5 lezioni guida? E quindi l'idea, chiaramente per non aumentare l'obbligo delle lezioni guida, perché ci sarebbe un aumento dei costi e quant'altro, di creare dei sistemi incentivanti affinché i ragazzi possano migliorare la loro preparazione. In che modo? Penso per esempio a dei corsi di guida sicura che potrebbero dare degli sconti sulle polizze assicurative e che sono molto alte per i neopatentati, piuttosto che dei crediti formativi per l'università o per le altre scuole. Quindi creare dei sistemi che portino i nostri ragazzi ad avere la convenienza a fare dei corsi di perfezionamento della guida. Siamo partiti da quello in un convegno che abbiamo fatto ieri in Senato, alla presenza di questi 3 genitori che sono intervenuti, e sono stati degli interventi molto toccanti, per poi andare a toccare tutti gli altri punti. Erano presenti, come si dire, i maggiori soggetti titolati a parlare di sicurezza stradale, c'era l'ACI, c'era l'ANAS, c'era l'ANIA, che è l'associazione di tutte le imprese di assicurazioni, c'era l'UNASCA, che è l'associazione di tutte le scuole guida d'Italia, quindi un convegno fatto da esperti, professori dell'università di infortunistica stradale, quindi abbiamo affrontato il tema sotto più punti di vista, partendo però da un presupposto che non dobbiamo colpevolizzare solo e sempre i ragazzi, perché in 2 mesi
mesi, da dicembre a febbraio, sono 3.700 circa le persone fermate e sono uscite positive all'alcol test. E non tutti erano giovani e ragazzini neopatentati, quindi su questo noi possiamo fare tanto come leggi, però poi ci vuole anche la maturità e la responsabilità, a cominciare dalle persone più grandi che spesso dicono vabbè, un bicchiere di vino in più, che cosa vuoi che sia. Appunto. Poi di solito sono quelli che tu arrivi in corsia di sorpasso e li vedi che marciano a cavallo della striscia, e generalmente appunto non sono affatto ragazzini, visto che la macchina è anche bella grossa. Senatore, però c'è ancora tanto da fare. Cosa dicono i dati, appunto? Apriamo un attimo questa finestra sui dati. I dati, noi in Italia abbiamo avuto nel 2024 poco più di 3.000 morti e sono 20.000, 19.800 a livello europeo. Noi siamo un po' più alti rispetto alla media europea, perché abbiamo 51 decessi ogni milione di abitanti, la media europea è 44. I paesi migliori sono i paesi del nord Europa, che per le condizioni climatiche ricorrono ai corsi di guida sicura in una percentuale molto più alta rispetto a come fa tutti gli altri paesi europei, perché loro, guidando spesso sulla neve, sul ghiaccio eccetera, spesso fanno questi corsi di guida sicura proprio per acquisire maggiore consapevolezza. E fondamentalmente i dati sono questi: il codice della strada, ripeto, registrare un 20% in meno di decessi è tanta roba, e il punto è che noi dobbiamo prendere atto del fatto che spesso mal accettiamo le norme restrittive. Ricordo tutte le critiche al codice della strada che hanno presentato le sinistre camuffate sotto varie associazioni di ristoranti che lamentavano il crollo della vendita del vino. I dati ci dicono che si muore prevalentemente, il 97% dei decessi per incidenti stradali sono imputabili al fattore umano, il 3% alle strade e alle case automobilistiche, e di quel 97% di decessi, e parliamo di 3.000 morti l'anno e una guerra, le due principali cause sono il cellulare e l'alcol e gli stupefacenti. E anche lì giustamente Salvini ha messo la sospensione della patente per chi guida con il cellulare, un mare di critiche. Allora io dico a queste persone che hanno criticato il codice della strada: ma non vi vergognate quando noi ci rendiamo conto praticamente che gran parte dei morti che ci sono purtroppo avvengono per distrazione. E allora ringraziamo Dio che c'è un ministro che si è preoccupato di consigliare di andare a punire eventuali cose che possano causare distrazione. E pensare, voglio dire, che ci siano centinaia e centinaia di morti in Italia per l'uso del cellulare mentre si guida, e non volere però poi un inasprimento della pena. Dicevo ieri al convegno, dobbiamo fare pace con noi stessi, quelli che non vogliono l'inasprimento delle pene. Tra le altre cose, altra disinformazione che c'è stata anche sull'uso di alcol: non c'è stato un inasprimento delle pene col nuovo codice della strada, c'è stato un inasprimento delle pene per i neopatentati, giustamente perché hanno minor consapevolezza, e per i recidivi, fino ad arrivare all'alcol lock. E quindi noi stiamo mettendo in campo tutta una serie di misure, e grazie, ripeto, al ministro Salvini, che è partito in un modo, come al solito, controvento, come il libro che ha scritto, fermo restando che poi tutti gli italiani si stanno rendendo conto dell'efficacia di quel codice, e adesso inizieremo a studiare, perché faremo un tavolo con tutti i soggetti che erano ieri, quindi parlo di ANIA, UNASCA, ACI, ANAS eccetera, per vedere di creare dei sistemi incentivanti per i ragazzi perché possano fare dei corsi di guida sicura. C'era l'associazione di tutti i circuiti che sono presenti in Italia, quindi di Adamic. Veramente è stato un gran bel convegno con un'attenzione da parte di tante persone. Senta, per concludere, senatore, quali sono ora i suoi prossimi impegni? Ma
diciamo dovrebbe arrivare a breve il decreto sulle PMI, che è un decreto che manca dal 2013 o 12, e quindi un sostegno alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante dell'imprenditoria in Italia, perché sono il 97% delle imprese sono piccole e medie. Quindi il governo ha già emanato questo decreto sulle piccole e medie imprese e arriverà da noi in Senato di qui a breve, e quindi chiaramente inizieremo a pensare tutta una serie di misure che possano aiutare le piccole e medie imprese, fermo restando che abbiamo la consapevolezza, ma questo lo sanno anche molto bene i nostri cittadini, che per aiutare veramente le piccole e medie imprese dobbiamo liberare l'Unione Europea da quelle burocrazie, da quelle politiche folli ambientaliste che stanno rovinando, voglio dire, migliaia e migliaia di imprese, non solo in Italia ma in tutta Europa. Eccellente, grazie senatore, alla prossima. Grazie, un saluto a tutti, grazie. Qui Parlamento. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva e grazie come sempre al senatore Cantalamessa. Adesso noi passiamo appunto al tema della canzone che ha introdotto questa parte di Zoom. Quest'oggi, 23 di maggio, permettete, vorrei anche ricordare questi 33 anni dalla strage di Capaci. Immagino che ognuno di voi si ricordi dov'era, se era al mondo quel sabato. Era un sabato, alle 17:58 c'erano queste tre Fiat Croma che correvano sull'autostrada, venivano dall'aeroporto di Punta Raisi, e nel mezzo c'era una Fiat Croma bianca, una turbo. A quel tempo blindavano le turbo perché era l'unico motore in quel momento che avesse sufficiente potenza per portare la carrozzeria blindata, e la guidava appunto Giovanni Falcone quella macchina, perché l'autista era andata a prenderla all'aeroporto, ma Francesca Morvillo, sua moglie, aveva questo fatto: lei non sopportava molto la macchina e allora preferiva che guidasse Falcone e non l'autista. Mentre le macchine correvano sull'autostrada e andavano verso Palermo, a un certo punto da dietro l'autista, che mi pare si chiamasse Cristina di cognome o di Cristina, gli disse: dottore, guardi che il mazzo di chiavi che c'è nel quadro è quello mio, se lei se le prende io poi domani non la posso venire a prendere sotto casa. Allora Falcone istintivamente ha girato la chiave nel quadro, ha staccato la chiave e la stava passando all'indietro all'autista. L'autista gli ha detto: dottore, ma che fa? Così ci andiamo ad ammazzare, ha spento il motore. Ed è stata quell'esitazione probabilmente che Giovanni Falcone ha avuto, perché poi lui allora a quel punto si è reso conto, ha reinfilato la chiave, ha rimesso in moto, ha fatto a tempo a dirgli scusi, ed è stata probabilmente quell'esitazione che ha permesso all'autista di salvarsi la vita, perché la macchina ha rallentato di qualche istante l'appuntamento con la morte. Badate bene, Falcone e Francesca Morvillo non sono morti per l'esplosione. La cosa più assurda è questa: loro sono morti né più né meno per un incidente stradale, per l'equivalente di un incidente stradale, perché quando è esplosa la bomba, la colonna di detriti ha fatto da muro contro la macchina. Quindi è come se loro a 140-150 all'ora, senza le cinture applicate, perché non si erano messi la cintura, fossero andati a sbattere contro un muro. E questa fu una strage orribile, fu qualcosa veramente, Palermo come Beirut. Io ho fatto a tempo a vedere il famoso paracarro rosso, perché i primi tempi, quando ricostruirono l'autostrada, non c'erano i monumenti, non c'era niente. E allora per marcare il punto esatto dell'esplosione, dove c'era il cratere, qualcuno con lo spray rosso lo dipinse tutto quanto di rosso nel punto esatto. Mi ricordo andò la regina Elisabetta e così via. Giovanni Falcone resta nei nostri cuori come ci resta Paolo Borsellino,
L'augurio è che, come ha detto Paolo Borsellino e come ha profetato Giovanni Falcone, la mafia, essendo un fattore umano, un evento umano, ha avuto un inizio, ha avuto uno svolgimento e a Dio piacendo avrà anche una fine. Bene, allora parlavamo del Veneto. Il Veneto, arriva il Giro d'Italia, avete sentito questo bel pezzo di Paolo Belli e Intanto gira del 93. Io ho parlato con Nicolò Schiavon, sales manager di Selle SMP in quel del Padovano, perché appunto il Veneto è uno dei cuori pulsanti del mondo della bicicletta e però la crisi si è fatta sentire. Se sei pronta, Sveva, vai pure. State a sentire che ci siamo detti. E allora l'ospite di questa sera è un ospite che di Giro d'Italia se ne intende. Avete ascoltato prima la canzone che ci ha preceduto, e Intanto gira di Paolo Belli, Anno di Grazia 1993. Questa era la sigla di quell'edizione del Giro d'Italia che andò in onda nel 94 su Italia 1. Parliamo del Giro d'Italia perché questa settimana, tra l'altro, la Confartigianato Imprese Veneto ha diffuso un interessante comunicato, cioè siccome il Giro d'Italia già oggi, 23 di maggio, sbarca in Veneto, ecco, è stato il momento per fare un pochettino il punto della cosiddetta bike economy. Pensate che su 3.300 imprese in Italia che girano attorno al mondo della bicicletta, 504 sono soltanto nel Veneto. L'Italia, tra l'altro, vi diamo anche qualche altro dato, è leader europea nella produzione di biciclette, ne hanno vendute 1.300.000 nel 2024. Il Veneto è una delle regioni più attive, addirittura ci sono imprese specializzate in ogni fase della catena del valore. E allora, visto che ci siamo andati a parlare con uno dei rappresentanti di questa importante catena del valore che parla Veneto, ed è, per la precisione, Nicolò Schiavon, che è sales manager della Selle SMP di Casal Serugo in provincia di Padova, e io lo voglio ringraziare del suo tempo. Tra l'altro la Selle SMP è un'azienda che ha un lungo percorso alle spalle, un lungo percorso che è cominciato nel 1947, quindi qua andiamo dalle selle proprio antiche con le molle dietro, con le due molle dietro, fino ad arrivare ai modelli ovviamente più elaborati e più tecnologici che si usano in questi anni. Allora, carissimo Nicolò, buonasera e benvenuto a Zoom. Grazie del suo tempo intanto. Buonasera a lei e grazie dell'invito, è un piacere. Senta, allora, oggi il Giro d'Italia arriva nel Veneto. Intanto ci racconta qualcosa della sua azienda. Ma allora, cosa posso raccontarle? Sicuramente, Selle SMP siamo un'azienda familiare fondata nel 1947, quindi ormai con oltre 75 anni di storia. Produciamo selle per biciclette, prodotti 100% made in Italy. Dal primo giorno appunto siamo impegnati nella produzione di selle per bici di alta gamma e operiamo insomma fortunatamente in oltre 60 paesi nel mondo e abbiamo variate gamme di prodotti che commercializziamo sia nel cosiddetto primo montaggio che nell'aftermarket, quindi come ricambio. Ecco, quindi voi fornite anche le varie aziende che ci sono in Italia che producono biciclette anche all'estero? Sì, certo, abbiamo una presenza diversificata sia in Italia appunto che all'estero, sicuramente. Complimenti. Senta, il Giro d'Italia appunto arriva in Veneto, e quali sono per voi le ricadute attese? Quali vantaggi economici aspettate o vi attendete dall'arrivo della Carovana Rosa? Ma diciamo che il Giro d'Italia è sicuramente un evento sia a livello italiano che mondiale molto sentito nel nostro ambito e anche molto riconosciuto in generale dalla popolazione, perciò credo che il primo vantaggio e il primo beneficio sia in termini di visibilità del ciclismo e della bici in generale, e quindi questo
può avere, diciamo, ricadute molto positive per tutti. Non nego che durante il periodo dei grandi giri, quindi ad esempio appunto anche il Giro d'Italia, insomma, l'interesse nei confronti della bicicletta e di tutto quello che ci ruota attorno raggiunge sicuramente un picco molto elevato, a parte ovviamente essendo anche in stagione, quindi nei mesi più, come dire, più importanti da un punto di vista di vendite della stagione stessa. Quindi la ricaduta è senza dubbio positivo, sia in termini di visibilità per il settore che anche, diciamo, in termini indirettamente di vendite. Certo, e questa è la cosa più importante. Tra l'altro voi producete delle selle che hanno un'ergonomia brevettata, che è praticamente il segreto del comfort delle vostre selle, anche perché la sella sembrerebbe una parte banale della bicicletta, invece una parte vitale, anche e soprattutto, diciamo così, per l'uomo, per eventuali inconvenienti che può causare nella zona inguinale, penso chi soffre di prostata e così via. Ecco, a maggior ragione una sella che è costruita attorno all'uomo, che ha la giusta ergonomia, permette di pedalare e di fare sport senza fastidi, immagino. La sella è sicuramente l'aspetto e la componente più soggettiva e anche delicata dell'intera bicicletta, appoggiandovi ovviamente una tra le parti più delicate del nostro corpo, che è l'area urogenitale e perineale. Sì, come SMP da sempre stiamo investendo in maniera importante da un punto di vista di ricerche mediche e tecnologiche. Abbiamo anche svariati brevetti mondiali che caratterizzano, diciamo, la nostra gamma di prodotti, una determinata nostra gamma di prodotti, e il cui obiettivo è quello di fornire e permettere all'utilizzatore di poter pedalare nel massimo comfort e benessere possibile. Ovviamente meglio stiamo e ci sentiamo in sella e più possiamo anche performare. Ad esempio in questi giorni di Giro d'Italia, noi ad esempio collaboriamo con il team Bardiani, che tra l'altro sta facendo anche molto bene in questi giorni, e quindi diciamo che comfort e benessere portano poi naturalmente anche a prestazioni superiori. Ne sono quindi le prestazioni una diretta conseguenza. Senta, il Veneto con 500 e passa industrie che ruotano attorno all'economia della bicicletta rappresenta sostanzialmente quasi il 20% delle aziende che in Italia si occupano appunto di questo particolare mezzo di trasporto, tutt'altro che romantico e superato, visto che è pur sempre il mezzo ecologico per eccellenza per spostarsi. Ma quanto il settore ha risentito della crisi economica? Diciamo che, come dire, lo scenario degli ultimi anni, e con ultimi anni intendo gli ultimi 5 anni, sono stati abbastanza complessi, nel senso che, come sappiamo tutti, insomma, c'è stato un Covid di mezzo, il che ha portato ad un'esplosione delle vendite e dell'interesse da parte del pubblico nei confronti della bicicletta e di conseguenza di tutto appunto ciò che in termini di componentistica e accessoristica ci ruota intorno. Però questo ha anche portato a come dire, una certa difficoltà da un punto di vista di approvvigionamento, soprattutto da parte cioè nei confronti di prodotti provenienti dall'altra parte del mondo, cosa che ha messo abbastanza in crisi l'intera industria. Quindi sì, ci sono stati degli anni difficili un po' da gestire e da interpretare, e soprattutto per quanto riguarda la bici completa. Quindi sì, diciamo che in questo momento probabilmente il mercato della bici a livello mondiale non sta vivendo gli anni più splendenti, ma siamo convinti che la bici, come lei diceva giustamente, è sotto l'attenzione di tutti, in quanto è appunto il mezzo di trasporto più ecologico, insomma, in assoluto. Quindi abbiamo comunque delle buone prospettive per il futuro, e la bici è sicuramente parte attiva per concorrere ad un mondo sempre più, come si dice oggi, green.
Senta, giusto qualche minuto fa Donald Trump ha annunciato i dazi contro l'Unione Europea. Voi appunto vendete in 65 paesi, siete fornitori di primo equipaggiamento oppure anche come pezzo di ricambio? Ecco, quanto questo può incidere sul vostro business? Diciamo che sicuramente l'introduzione, o meglio, la discussione intorno ai dazi non può che portare a delle ripercussioni, a maggiori difficoltà. E non solo in termini di, come dire, non solo perché rendono chiaramente i prodotti più cari verso l'export e verso gli Stati Uniti, perché giustamente il mercato interno statunitense pagherebbe di più al lordo dei dazi quanto acquista dall'Europa, ma c'è anche una ricaduta negativa da un punto di vista di incertezza che deriva da tutta questa situazione, e quindi sappiamo tutti che l'incertezza in generale frena o comunque rallenta i consumi. Perciò è innegabile, insomma, che tutta questa dinamica e questo scenario non sia propriamente positivo per la nostra industria, ma in generale per tutti i settori. Beh, noi cerchiamo di essere positivi, ovviamente. Senta, per concludere, ringraziandola del suo tempo, che cosa farete domani nella vostra azienda? Quali sono i vostri prossimi progetti? Diciamo che progetti ne abbiamo sempre, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità e abbiamo sempre nuovi progetti su cui lavoriamo. Quello che possiamo riprometterci per il futuro è di continuare ad offrire prodotti di qualità che siano un'opportunità per gli utilizzatori e continuare a lavorare con serietà e trasparenza, che insomma reputiamo, perlomeno speriamo, siano caratteristiche che anche, diciamo, nel mercato ci possano riconoscere. Benissimo, allora grazie a Nicolò Schiavon di SEL SMP e al piacere di risentirci presto, allora, buone pedalate. Grazie a voi per l'invito, è stato un grande piacere. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 5 minuti e 43 secondi avete ascoltato dall'album Studentessi del 2008 e le storie tese con Super Massiccio, ma noi ne abbiamo uno che è ancora più massiccio e soprattutto incazzato. Ale Musella al telefono, ciao Ale. No. È caduta la incazzato linea, di lo sicuro richiamo però. subito. Sì, sì, non ti preoccupare. La tecnologia è sempre straordinaria, signore e signori. Vabbè, comunque, la cosa più interessante è che noi tra poco riusciremo a parlare con lui. Telefono occupato, forse sta provando a richiamare, prova tra qualche minuto e cercheremo di averlo in trasmissione. Altrimenti vorrà dire che noi faremo la cosa molto più semplice, apriremo il telefono e naturalmente daremo spazio a tutti voi per intervenire. Che ore? Vediamo un po', le 19:06 e 47 secondi. Intanto vi do alcune notizie da parte dell'ANSA. Parma, neonati sepolti, Chiara Petrolini a giudizio per tutti i reati. La prima udienza fissata per il 30 giugno. La 21enne di Traverseto, l'accusata di aver ucciso con premeditazione. Addio a Sebastião Salgado, aveva 81 anni. Ciao Ale, ci sei? Ci sono. Ale, prima di parlare dell'argomento di stasera, è morto Sebastião Salgado. Vuoi raccontarci qual è stato, insomma, il peso di questa figura nel mondo della fotografia e dunque dell'arte, se vogliamo? Allora, tu lo sai che la fotografia comunque ha sempre avuto un posto secondario ad oggi nel mondo dell'arte. Lui invece è stato in grado di raccontare e di esprimere se stesso attraverso i suoi scatti. Pronto? Sì, e questa è probabilmente la cosa più, diciamo così, iconica che possa fare un vero fotografo, rendendosi anche artista attraverso prima la pellicola e poi i byte e il digitale e diciamo la tecnologia digitale. Tra l'altro Sebastião, scrive qui l'ANSA, nel riportare la nota dell'Istituto Terra, organizzazione non governativa legata e fondata da Salgado, dice Sebastião è stato molto di più di uno dei più grandi fotografi del nostro tempo, ha seminato speranza dove c'era devastazione, ha fatto fiorire l'idea che il ripristino ambientale è anche un profondo gesto d'amore per l'umanità. Il suo obiettivo ha rivelato il mondo e le sue contraddizioni, la sua vita e il potere dell'azione trasformativa, si legge nel testo. Senti Ale, però sì. questa cosa qua va raccontata, perché altrimenti tu hai detto benissimo, l'hai ricordato, purtroppo lui ha avuto un ruolo importante, ma che se non viene divulgato rimane dove è lui. Esatto, esattamente. Il dovere della memoria e il dovere della divulgazione, appunto, del ruolo di un grande artista, oltre che di un grande fotografo. Ale, noi stasera parliamo di design e arte. Tu ci hai mandato delle fotografie che tra un po' la nostra Sveva proietterà. Ecco, design e arte. Uno direbbe, ma sono la stessa cosa? Assolutamente no. Intanto dovete sempre riconoscere che l'arte è contemplativa, il che significa che la osservi senza pensare che abbia una funzione appunto una funzione legata all'oggettività, mentre invece l'arte figurativa parte in una maniera diversa, cioè nel senso che nel momento in cui hai un'arte funzionale diventa design. Sì. Se non è funzionale e contemplativa rimane arte. E questa è una cosa che in pochi conoscono e comprendono. Sì. È qualcosa di molto delicato, tra l'altro, da comprendere, se mi posso permettere.
molto Ma delicato. fino a un certo punto, nel senso che il collezionista d'arte comprende benissimo che l'oggetto non è un oggetto, ma è un'opera d'arte. Chi invece, io adesso sono in Giorgetti. Giorgetti Sì. è comunque un grandissimo come si dice, contract, per cui crea arredi per personaggi di un certo livello che costano tantissimo. Okay? Siamo qua in Via della Spiga, 3 piani di showroom, dove queste persone, quando la gente entra qua dentro, spende comunque solo per l'arredo anche 2-3 milioni di euro. Okay? Sì. Nel momento in cui tu riesci a posizionare, deve essere spiegato, perché altrimenti risulta come se fosse un oggetto, come se Certo. fosse un complemento d'arredo. Questo è il motivo per il quale Oblong, che è la galleria per la quale sono un direttore piuttosto che, ha deciso di lasciarmi qua, che lasciarmi qua sembra che io sia abbandonato a me stesso, però per tutto giugno sarò qui per 3 giorni alla settimana in Via della Spiga per raccontare che cosa vuol dire la connessione tra design e arte. Quando tu esponi delle opere d'arte in galleria, sono esposte in un luogo assettico. Sì. Spesso volentieri le gallerie sono bianche o comunque monocromatiche e la maggior parte delle persone, soprattutto i neofiti, anche se hanno buona possibilità di spesa, non riescono a comprendere come potrebbe stare un'opera all'interno di casa loro. E sotto questo punto di vista gli posso dar ragione. Certo. Perché? Perché comunque sia tu a casa tua vedi un'opera d'arte quando sei seduto, quando la vedi ambientata, quando... Ora, design e arte, ti ripeto, abbiamo questo padre che è Giorgetti, per cui che è famoso in tutto il mondo ed è molto forte. Il fatto di rimanere in tutto il periodo di giugno qui in Via della Spiga, dove adesso abbiamo esposto, ci sta perché comunque sia anche all'interno di un mondo di design dove tutti quanti possono acquistare e spendere tanti soldi, l'oggetto di arte potrebbe sembrare un complemento d'arredo. Certo. Per cui devi sempre avere persone che sono qualificate per raccontare il pezzo d'arte che hai. E questo è il problema che c'è a Milano e in tantissime altre parti. Il complemento d'arredo, che può anche costare tanto piuttosto che, non ha senso se tu non hai una persona che è in grado di raccontarlo. Infatti. Perché? Perché comunque ci sono dei complementi d'arredo che magari costano tanto piuttosto che, ma che rimangono degli oggetti di design, punto e basta. Per cui? Ci sei, Ale? Niente, abbiamo perso il nostro Ale. Proviamo un attimo a ritrovarlo e vediamo un po' che cosa succede. Anche perché Antonino è occupato, quindi richiamo tra un paio di minuti. sì, va bene, perfetto. Allora intanto continuiamo a dare un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa è successo stasera nel mondo. Intanto sono le 19:14 minuti e 35 secondi. Vi dicevo di Chiara Petrolini che per i neonati sepolti a processo per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, scrive l'ADN Cronos. La 21enne di Vignale di Traversetolo è accusata di aver ucciso i propri 2 figli e aver nascosto i cadaveri in giardino. La prima data del dibattimento in corte d'assise, fissata appunto il 30 giugno. La morte di Sebastião Salgado, aveva 81 anni. Garlasco, la difesa di Stasi sollecita le analisi delle impronte, a caccia di sangue e DNA ignoto. Poi ancora Trump, lo avete sentito nel corso della puntata, dazi, tariffe al 50% all'UE a partire da giugno. L'Ucraina, i russi, con anche molta poca eleganza, irrealistici colloqui in Vaticano, al via lo scambio dei prigionieri. Per il ministro degli esteri russo
Non è elegante che due paesi ortodossi discutano in una sede cattolica. Scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca durerà 3 giorni. I migranti, la Meloni, dall'Italia e dalla Danimarca, lettera coraggiosa, difendere i cittadini. Le elezioni comunali 2025, domenica e lunedì, urne aperte in 126 comuni. Ancora abusi sessuali su 4 pazienti durante le visite, arrestato medico e sindaco di rivolta d'Adda. Non si escludono altre vittime per la Jeep Giovanni Sgroi. Per il Jeep Giovanni Sgroi potrebbe inquinare le prove e reiterare il reato per cui era già stato indagato e archiviato nel 2010. Panatta Paolini, botta e risposta continua, se l'è presa, non ha capito. Poi Luis Prevost, l'eroe del giorno, il fratello di Papa Leone XIV nello studio ovale da Trump. Ve lo ricorderete, Luis Prevost è quell'eroe che appunto sulla sua pagina Facebook postava qualsiasi cosa di stile trampiano, tra cui anche un video nel quale Nancy Pelosi veniva definita drunk cunt, troione ubriaco, quindi tra l'altro Trump ha avuto modo di sottolineare appunto che a lui piace Luis Prevost, visto e considerato che si è dichiarato come suo sostenitore, per cui la cosa gli è piaciuta molto. Era anche presente il vicepresidente J.D. Vance. Vediamo un po' come siamo messi. Niente, alle Musella alla segreteria, quindi il telefono ormai deve essere bello e andato. Che cosa... Allora, apriamo noi il telefono 0292947222 se volete intervenire. Allora, il fratello maga di Papa Leone XIV da Trump nello studio ovale, Luis Prevost, 73 anni, ha postato sul suo profilo Facebook una foto in cui c'è lui e la moglie Deborah insieme al presidente americano dietro al Resolute Desk. Con loro c'è anche il vicepresidente J.D. Vance. Lo scatto è stato condiviso su X da una consigliera del tycoon, Margot Martin, che ha scritto: grande incontro tra il presidente Trump, il vicepresidente Vance e il fratello del Papa, Luis Prevost e la moglie Deborah. Prima di riceverlo alla Casa Bianca, parlando con i giornalisti al Congresso, Trump aveva detto: mi piace il Papa e mi piace il fratello del Papa. Sapete che vive in Florida e per il MAGA, il movimento appunto Make America Great Again, e per me. Non vedo l'ora di accoglierlo alla Casa Bianca, gli voglio stringere la mano e abbracciarlo. Luis Prevost e la moglie erano stati domenica scorsa a San Pietro per la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. E vabbè, insomma, anche se a quanto pare gli sarebbe stato consigliato al buon Prevost appunto con i post contro la Pelosi, sarebbe stato consigliato di rimuovere un po' tutto e soprattutto di tenere la ciabatta chiusa sui social in tema di politica. Il che alle 19:19 minuti, amici e amici miei, ma non dell'avventura, ha pur sempre un suo senso. OnlyFans è in vendita per 8 miliardi di dollari. A questo punto la battuta ci sta tutta. È andata a puttane pure OnlyFans. Ancora rovesci e temporali, poi scoppia l'estate, ecco la data della svolta. Falcone, post di Fratelli d'Italia contro Gomorra, diffida di chi ha speculato sulla criminalità. Esempi da evitare, Gomorra, esempi da emulare, Falcone e Borsellino. Mi immagino che ci saranno non poche polemiche e alte grida da parte di Roberto Saviano. Andiamo poi a dare un'altra occhiatina. Andiamo a vedere questa storia del sindaco di rivolta d'Adda, via. Sempre sull'ADN Cronos, avrebbe abusato di 4 suoi pazienti durante le visite mediche specialistiche. Per questo un medico è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. L'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Milano è stata eseguita ieri dai carabinieri del comando provinciale. Il medico arrestato è Giovanni Sgroi, sindaco settantenne di Rivolta d'Adda in provincia di Cremona, oltre che direttore del centro medico di Pozzuolo Martesana, provincia di Milano, in cui si sarebbero consumate le violenze. 4 le vittime che hanno denunciato. Gli investigatori però non escludono che la lista possa allungarsi.
Sono tutte donne tra i 25 e i 43 anni. Si erano rivolte al dottor Sgroi per problemi gastroenterologici, ma lo specialista avrebbe approfittato del suo ruolo e usato le visite come occasione per compiere gli abusi, sfruttando anche l'incredulità e la fragilità emotiva delle vittime. Una di loro inizialmente ha avuto paura di denunciarlo, considerandolo un uomo molto potente. Per la GIP del Tribunale di Milano Sara Cipolla, che ha accolto la richiesta di misura cautelare della PM Alessia Menegazzo, ritiene che ci sia il pericolo che Sgroi possa inquinare le prove e reiterare il reato, per cui era già stato indagato e archiviato nel 2010 dalla Procura di Bergamo. L'indagine, coordinata dalla Procura milanese, è partita nel 2024 dalla denuncia di una delle vittime. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano, attraverso intercettazioni, perquisizioni, analisi forensi e altri accertamenti, sono riusciti a identificare altre 3 vittime. Inoltre, gli inquirenti non escludono che possano essercene altre. In considerazione dell'elevata utenza della struttura in cui il medico opera privatamente, è auspicabile, e l'appello diffuso in un comunicato stampa dai carabinieri del comando provinciale, che eventuali altre persone che avessero subito abusi analoghi si rendano disponibili a denunciarli, con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge. Quindi è un invito che ovviamente vogliamo supportare, l'invito dei carabinieri e della polizia e dei giudici, andate e denunciate, perché naturalmente come si dice, gli inquirenti sono lì per voi, sono lì per darvi giustizia. Vediamo che altro c'è di interessante. Andiamo a vedere l'ANSA. L'ANSA che pian piano parliamo un po' appunto di questa vicenda della Petrolini che viene rinviata a giudizio. Chiara Petrolini andrà a processo in corte d'assise a Parma per tutti i reati contestati, scrive l'ANSA, con prima udienza fissata al 30 giugno. L'ha deciso la GUP Gabriella Orsi nell'udienza preliminare per la 21enne di Traversetolo, accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto i 2 figli neonati nel giardino di casa. Il primo parto è del 12 maggio del 23, il secondo del 7 agosto del 24. Secondo l'accusa li avrebbe assassinati appena nati al termine di gravidanze di cui tutti erano all'oscuro. Questo è quanto scrive la DN Kronos. Andiamo a vedere. Vi voglio dare però anche un po' di speranza, perché questa è un'altra bella notizia che arriva sempre da Parma. Raro intervento eseguito a Parma, sempre scrive l'ANSA, dona l'udito a bimbo di 2 anni. Il piccolo era nato con l'assenza bilaterale dei nervi uditivi. Ha sentito per la prima volta la voce di mamma e papà a 2 anni e l'emozione è stata indescrivibile per tutti. Per la famiglia e anche per l'equipe dell'ospedale di Parma che ha reso possibile il miracolo grazie a un intervento complesso e raro a livello mondiale. Il bimbo era nato con un'assenza bilaterale dei nervi uditivi e ha potuto riconoscere i primi suoni grazie all'impianto di un dispositivo uditivo direttamente nel tronco dell'encefalo, unica possibilità in assenza del nervo acustico. Eseguire le operazioni chirurgiche è stato il dottor Maurizio Falcioni, responsabile della struttura di otoneurochirurgia e microchirurgia della base cranica laterale dell'ospedale Maggiore di Parma, in stretta collaborazione col dottor Maurizio Guida, elettrofisiologo dell'Università di Parma, responsabile dell'elettrofisiologia nell'impianto cocleare e nell'impianto al tronco encefalico. L'equipe ha posizionato una piccola placca di dimensioni 2,5 x 6 mm, che supporta 21 elettrodi, direttamente a contatto col piccolissimo nucleo cocleare, con precisione millimetrica. Il nucleo cocleare si trova infatti in una zona del cervello delicatissima, vicina ai centri nervosi vitali. Date le condizioni del piccolo paziente, nato privo dei nervi acustici, non sarebbe stato possibile utilizzare il più comune impianto cocleare.
ma i genitori hanno accettato di intraprendere quello che clinicamente si chiama impianto al tronco encefalico per tentare di offrire un'opportunità al loro figlio di uscire dal mondo silenzioso che lo circondava. Questo intervento rappresenta una frontiera avanzatissima della medicina e dell'ingegneria biomedica, ha spiegato il dottor Falcioni, ed è frutto di una collaborazione tra esperti altamente selezionati, possibile solo in centri dove convergono esperienze e tecnologie altrettanto specializzate. A livello internazionale i centri sono pochissimi. Oltre alla delicatezza dell'intervento per l'impianto in sé, un'altra fase altrettanto complessa è stata poi rappresentata dall'attivazione del dispositivo. Anche questa è stata eseguita in sala operatoria col piccolo paziente in anestesia generale. Con una complessa serie di stimolazioni e registrazioni, il dottor Guida ha differenziato gli elettrodi in grado di evocare una sensazione acustica da quelli che avrebbero attivato altri nuclei, con effetti potenzialmente pericolosi. Nel corso di questa fase, spiega l'equipe, si deve creare, partendo da zero, una mappa cerebrale acustica nel cervello, che permetta al bambino di riconoscere i segnali sonori. Si tratta di un processo difficile perché non c'è alcun feedback diretto da parte del paziente. Il bimbo, poco dopo l'attivazione dell'impianto, ha mostrato significativi cambiamenti comportamentali, risultando molto più tranquillo. A 8 mesi dall'intervento, dopo un lungo processo di modifiche delle stimolazioni dei parametri elettrici e sotto costante controllo logopedico, ha iniziato a riconoscere i suoni, migliorando contemporaneamente la qualità della produzione vocale. Grazie all'impianto, il bimbo potrà migliorare la possibilità di comunicare con gli altri e il suo sviluppo cognitivo. Ogni tanto fa piacere dare una bella notizia, dare una notizia che sappia di speranza, che è la cosa più importante, perché non c'è solo Garlasco, grazie a Dio, non c'è solo tutto questo brutto mondo di violenza, di dolore, di sangue, di impronte. Non si fa altro che parlare di questo, ci fate caso? Non si fa altro che parlare di questo da giorni, se non da mesi. Basta. Io mi voglio disintossicare di questa cosa, per cui mi fa molto piacere leggervi questa notizia e spero presto che si arrivi a una pace benedetta in quel dell'Ucraina, perché mi voglio disintossicare anche di tutto questo mondo di morti, di attacchi, di difese, di droni, di missili e di tutto il resto. Questa è la speranza, così come vorrei la speranza di vedere tutti gli anni liberi e la fine della guerra a Gaza, e magari un futuro migliore per i Gazawi senza Hamas che li schiavizza e che li sfrutta. Anche questo sarebbe bello. Che ora si è fatta? Le 18, le 19:28 e 45 secondi. Il telefono è sempre aperto al 340 670 9659 se volete intervenire, oppure vi ricordo che il numero di telefono, no, che sto dicendo? Quello è il numero delle zappe, 340 670 9659. Vedete, è venerdì sera anche per me. Abbiate pietà. No, il telefono è 029294 7222 e ci trovate ovviamente pronti a disposizione per ascoltare le vostre voci e i vostri interventi. Allora, ancora avanti con le notizie, vediamo che cos'altro c'è di interessante, vediamo che cos'altro è successo quest'oggi. Abbiamo parlato di dazi, abbiamo parlato di Trump, abbiamo parlato di tutto. Adesso c'è il calcio, lo sapete, stasera c'è, probabilmente sarà assegnato lo scudetto, quindi come potete immaginare già c'è molta attesa da parte dei tifosi dell'Inter, così come da parte dei tifosi del Napoli. La Confesercenti napoletana oggi ha emesso un comunicato, ha detto insomma in caso di scudetto giro d'affari da 230 milioni, perché in città sono attesi qualcosa come 500.000 visitatori. Cosa dice l'ANSA? Che il boom
del turismo sportivo, è pronta a farsi sentire a Napoli e in Campania. Se la squadra di Conte dovesse vincere lo scudetto, pensate un po', Confesercenti Campania dice che solo per il prossimo weekend si stima un fatturato di 230 milioni di euro per l'intera regione. Ma sono le 19:30, pausa e poi torniamo con i New Guinea, Bar Mediterraneo, un pezzo del 2022 ma che pare direttamente del 77, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19:34 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà di questo venerdì 23 di maggio dell'anno del Signore 2025. Antonino Danna al microfono con voi anche questa sera. 0292947222 se volete telefonare, se volete insomma dire la vostra sulla realtà. 340 670 9659 se volete invece intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi con i vostri messaggi. Andiamo a dare un'altra occhiata in zona agenzie, vediamo che cosa succede nel mondo, vediamo un po' che cosa c'è in Inghilterra. Andiamo a vedere la BBC cosa batte. Ecco, qui per esempio abbiamo un giudice che ha temporaneamente impedito il piano Trump che vieta ad Harvard di aprirsi all'immatricolazione di studenti dall'estero.
arriva un giorno dopo che l'amministrazione ha annunciato di aver revocato i cosiddetti visti di studio per Harvard e quindi e quindi come vedete anche Trump deve avere a che fare, insomma, che lui prende una decisione, poi l'indomani arriva un giudice e sospende la decisione. Dopodiché, siccome noi viviamo in un mondo veramente strano, ma veramente strano, un uomo in Norvegia si è svegliato stamattina e ha scoperto che nel giardino di casa ci si era arenata una grossa portacontainer. Cioè questo signore ha una casa sulle rive del mare e praticamente che cosa è successo? Era successo che questa enorme portacontainer qui in Norvegia, addirittura lunga 135 metri, ha perso la rotta ed è andata ad arenarsi a pochi metri di distanza dalla casa di questo signore, che si chiama, come si chiama? Johan Helberg. Helberg è stato semplicemente allertato dalle urla del suo vicino completamente nel panico, che aveva visto la nave muoversi verso la riva e naturalmente pronta a colpire la casa del signor Helberg a Beineset vicino a Trondheim. Il bello è che questi sti norvegesi, no? Poi vedi una popolazione abituata, no? Con questo rispetto sacro delle forme della libertà altrui. E spiega Helberg, dice il campanello di casa è squillato in un momento del giorno quando io non gradisco aprire la porta a nessuno. Cioè alle 5 del mattino c'è il tuo vicino che è disperato che dice oddio questo è morto, vai gli bussa e lui si inalbera perché giustamente lui stava riposando e che fai? Lo disturbi. Allora dice Helberg, sono andato però alla finestra e a quel punto sono rimasto esterrefatto nel vedere un'enorme nave. Ho dovuto piegare il collo per riuscire a vedere la parte superiore della nave. Era una cosa così irreale. 5 metri appena a sud e la nave sarebbe entrata nella stanza da letto. Non ho sentito nulla. Questo perché il signore non voleva essere disturbato alle 5 del mattino. Il vicino del signor Helberg, che si chiama Jostein Jorgensen, ha detto che è stato svegliato dal rumore della nave, perché la nave stava andando avanti tutta verso appunto la costa e stava per abbattersi sulla casa del signor Helberg. Dice, ero sicuro che lui era uscito, che si era messo in salva, ma no, assolutamente, non c'era nessun segnale di vita. Ho suonato più volte il campanello, ma non è successo niente, ha detto Jorgensen. Ed è stato soltanto quando gli ho telefonato che sono riuscito a contattarlo. Qual è la nave? La nave è una portacontainer battente bandiera cipriota, la NCL Salten, che aveva 16 marinai a bordo e stava viaggiando a sud-ovest nel fiordo di Trondheim quando all'improvviso ha perso la rotta. Nessuno è stato ferito da questo incidente, no, più che altro la situazione è abbastanza comica. Non si sa che cosa abbia causato questo incidente e la polizia norvegese adesso sta investigando. Helberg ha scherzato, ha detto, dice sì, è vero che è un nuovo vicino di casa abbastanza ingombrante, ma presto se ne andrà via. Il presidente della NCL che ha noleggiato appunto questa imbarcazione ha detto che è stato un incidente serio e siamo felici del fatto che per fortuna nessuno si è fatto male. Al momento non sappiamo che cosa abbia causato l'incidente e stiamo aspettando la conclusione delle indagini da parte delle autorità competenti, ha detto il direttore che gestisce appunto l'azienda, che gestisce i carichi, Bente Hetland. Secondo alcune informazioni,
era proprio vizio di questa nave, perché questa nave era finita, era piombata sulla spiaggia ancora una volta nel 2023, ma era riuscita a fare marcia indietro, a macchina indietro e a tornarsene in acqua. Stavolta no, veramente, pare quella scena delle comiche, sapete, il film è quello con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, no? Quando fanno l'aerotaxi che stanno atterrando all'aeroporto di Milano, di Linate, e c'è la nebbia, e c'è l'uomo radar che gli dice sul radar non vi leggiamo, e poi loro sfondano tutto e il pungiglione del radar dell'aerotaxi colpisce quel disgraziato che comincia a gridare mamma mia che dolore, oddio, ecco, 5 metri più là e questo signore probabilmente altro che le grida dei film comici italiani, veramente la gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto, è proprio così. Andiamo a vedere, sono le 19:41 minuti e 37 secondi. Vediamo un po' che cosa. Certo, però lui veramente deve essere uno di una simpatia, cavolo, per non rispondere al vicino di casa alle 5 del mattino. Lui non gradisce essere disturbato, figurati. Va bene, chiudiamo invece con una cosa seria, perché sono già le 19:42. Mattarella, siamo sull'Aggi, l'opera di sradicamento della mafia sia continua. 33esimo anniversario della strage di Capaci, Meloni, il ricordo e l'esempio di Falcone, la nostra azione, guida la nostra azione. Le tragedie di Capaci e Via D'Amelio, con l'uccisione per mano della mafia dei giudici Falcone e Borsellino, generarono una riscossa della società e delle istituzioni. L'azione stragista svelò la minaccia alla libertà di ogni cittadino. Il contrasto alla mafia si intensificò fino a scardinare le posizioni di comando dell'organizzazione criminale. La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio e avrà anche una fine, questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria parte, insieme alle istituzioni a ogni livello. L'afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci. La mafia, prosegue il Capo dello Stato, ha subito colpi pesantissimi, ma all'opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni, i nuovi legami con attività economiche e finanziarie, le zone grigie che si formano dove l'impegno civico cede il passo all'indifferenza. Il primo pensiero, commosso oggi come allora, va a chi perse la vita. Giovanni Falcone insieme a Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. A loro è unito indissolubilmente il ricordo di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Reddi Cosina, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, servitori dello Stato che la mafia uccise con eclatante violenza per piegare la comunità civile, afferma il Presidente della Repubblica. Il 23 di maggio è la giornata della legalità, in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che hanno sacrificato la vita per difendere i valori della legalità. E con loro ogni vittima caduta per mano mafiosa. Il loro esempio e il loro ricordo continuano a guidare la nostra azione, scrive su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità, senza tregua, senza compromessi. Non dimentichiamo, aggiunge. Bene, abbiamo finito. Domani alle 9:35, dopo la rassegna stampa del grandissimo Pier Vittorio Scimia insieme con Matteo Desio e dopo appunto liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, ci sarà il garage dell'Alfista. Altrimenti, se vi fa piacere, lunedì alle 7:30 ci si ritroverà con la rassegna stampa e poi alle 18:15 trattabili, 18:05 trattabili con Zoom, la puntata numero 1005, ancora una volta drive time in mezzo ai fatti. Che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Oggi è il mio 9° compleanno supplementare perché
era il 23 maggio 2016 quando ho cominciato la chemio, quindi io oggi faccio 36 anni più 9. Voglio abbracciare tutti voi della esenzione 048, tutti voi che siete nel guado e state lottando. Sappiate che vi voglio bene e che ognuno di voi è mia sorella e mio fratello. Dio vi benedica e avanti, sempre. Ci salutiamo con una canzone, una hit greca, Marina Satti, Lola 2025. Grazie a tutti e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Sempre più liberi. Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.